Abbiamo parlato in apertura di questa, per quanto riguarda il discorso legato dicevamo, all'alluvione 50 anni dopo. Sta di fatto che abbiamo detto, insomma, le opere sono state fatte, gli interventi sono stati fatti, però c'è ancora tanto effettivamente da fare, no? Sì, c'è stato moltissimo ancora da fare, perché tranne qualche intervento di regimazione verso la foce, ricalibrazione degli argini e poi la meccanizzazione per l'innalzamento del ponte ferroviario sulla Tisana, sono stati fatti errori consentendo insediamenti anche produttivi in area golenale in quella zona, che quindi pongono la situazione in ulteriore pericolo, ma soprattutto la parte alta del tagliamento rimane ancora in un dibattito che è inespresso. Pare che proprio oggi si sia rispolverato il progetto della traversa di Pinzano. Vedremo se su questa cosa si può fare dei ragionamenti, perché effettivamente poter usufruire di un'opera nella zona di Dignano che possa fruire da il manufatto di laminazione e poi magari anche usufruendo della spesa per questo, anche per fare un ponte nuovo in cui la zona ha estrema necessità, perché ricordiamo che il ponte di Dignano ormai ha quasi più di 100 anni e ha carenze strutturali anche di limitatezza di supporto di traffico, quindi ragionare se poter far coincidere queste due esigenze in un'unica opera penso che sia ad anni di distanza dall'alluvione di La Tisana una impellenza che può essere discussa con le popolazioni sia del basso che dell'alto tagliamento. Ecco, lei ha detto, no, l'unica opera alla fine è stata fatta questa, no? Quella di dover alzare il ponte della ferrovia e alcuni interventi sui ponti, però le famose casse di espansione? No, quelle per fortuna che sono state messe in disparte, perché lì si parlava solamente di un enorme business di cemento e di ferro di tondini, che probabilmente non sarebbero stati risolutivi e anzi rischiavano di accelerare la velocità delle acque in deflusso verso la bassa friulana, quindi ben è stato l'intervento di associazioni ambientaliste e dei cittadini della zona che hanno scongiurato una devastazione che poteva anche essere potenzialmente dal punto di vista ambientale veramente drastica per il territorio del Friuli. Io ripeto, come soluzione dal mio punto di vista non scarterei quella proprio del manufatto di laminazione tra Pinzano e Dignano, che potrebbe anche risolvere i problemi di viabilità in quella zona, però bisognerebbe intervenire anche in tempi rapidi, evitando che la famosa tangenziale che in questi giorni è in prossimità di appalto proprio su Dignano siano soldi alla fine buttati via. Senta, e lo sghiaiamento? Ma sullo sghiaiamento bisogna che facciamo attenzione. Manutenzione in certe situazioni di emergenza sul tagliamento va bene, ma essendo un fiume che è considerato da tutti uno degli ultimi ambiti naturali quasi al 100% del centro Europa, io farei bene attenzione ad andare a fare interventi che possono essere devastanti, anche perché ricordiamo che dove si va a togliere ghiaia può anche, se non fatto con criterio, le acque possono peggiorare la situazione di deflusso piuttosto che rallentare, quindi meglio lasciare nel tagliamento in situazione naturale, fare le manutenzioni delle sponde, eliminare le vegetazioni in prossimità dei ponti o dei manufatti di argine dove l'acqua può scalzare queste opere, ma per gli sghiaiamenti ci andrei cauto. Anche perché c'è il rischio, mi permetta Simeoni, c'è il rischio che poi qualcuno prenda troppo la mano, no? Perché se gli dici guarda che è da togliere 1 centimetro di riporto, qualcuno fa 1 metro poi di scavo. In passato è già successo, ma io credo che abbiamo anche le capacità di amministratori seri che, se potessero
essere messi in condizioni dall'autorità di bacino di fare dei piani di manutenzione pluriennali, non improvvisati e contingenti come siamo ormai abituati a vedere da oltre 50 anni, io credo che la situazione sarebbe maggiormente gestibile e soprattutto con una serenità maggiore da chi abita e risiede nelle zone che sono state già alluvionate nel 50 anni precedenti. Per chiudere questo capitolo, Simeoni, quando si parla dell'alluvione si parla sempre di Firenze, si dimentica, no? Che ad esempio sia il Friuli che il Veneto negli stessi giorni hanno vissuto sulla loro pelle questa disgrazia. No? Sì, beh, chiaramente Firenze è stata il centro dell'attenzione mondiale per la presenza di tante opere d'arte, ma io credo che noi friulani e gli amici del Veneto, che non erano ancora, sì, quelli che erano ancora giovani nel periodo, la cosa se la ricordano bene. Il nostro compito, fate bene voi di Telepordenone, tramandare questa memoria affinché gli errori che sono stati fatti in passato non abbiano a ripetersi ulteriormente in futuro. Bisogna che sia fatta memoria di queste cose e, come ben fate voi spesso, anche pungolare chi regge le redini della situazione politica amministrativa affinché queste cose vengano finalmente risolte. Bene, grazie a Federico Simeoni per il suo intervento, rimanga un attimo con noi, abbiamo detto